È in partenza la quinta corsa della quarta e penultima manche di questa seconda semifinale del Tommaso Grassi World 2025. 1 Dinatà, 2 Vamos OP, 4 Doctorado, 5 Cameliast, 6 Vacant F, 7 Chanel DVS, 8 Creonte CAF, 9 Elixir, 10 Amélie Pan. Macchina inizia ad accelerare. Parte. Lotta per il comando con Dinatà veloce, al largo c'è Dr. Adri che prova ad andare al comando, viene però contrastato sia da Dinatà che da Vamos OP. Dalla seconda fila parte benissimo Creonte CAF. Dinatà al comando, Vamos OP che va a chiedere strada, 200 metri in 14,9 ma già in rallentamento, e Vamos OP ottiene il via libera da Dinatà, mentre di fuori avanza Elixia. Elixia che punta in avanti dalla seconda fila, trova l'opposizione da parte di Vamos OP, però 29,7 i primi 400 di corsa. Elixia attacca Vamos OP e così viene fuori una prima parte di gara lottatissima. Alla corda c'è Dinatà con all'esterno Amélie Pan, 600 metri in 44,4, che per la categoria è tantissima roba. Insiste Elixia all'attacco di Vamos OP. Sotto alle tribune, passata Elixia su Vamos OP, poi Dinatà, di fuori Amélie Pan con in scia Cameliast, quarto in corda è Creonte CAF che precede Chanel DVS. 800 metri sul piede dell'1,13, pesanti per la categoria, con Elixia che ha preso la testa ma con spesa gigantesca, c'è 16 per la curva, 1,14,4 in 1000 di gara, Elixia in vantaggio, di fuori Amélie Pan con in scia Cameliast, in corda è richiesto Vamos OP, poi Dinatà a 400 dal palo, la frazione della retta di là in 15,2, Elixia in vantaggio, sul passo Amélie Pan, in pariglia Cameliast, poi la mossa da parte di Creonte CAF che scatta in terza ruota a 200 metri dalla conclusione. Elixia entra in retta d'arrivo in vantaggio su Amélie Pan, va di dentro Cameliast al largo di tutti. Creonte CAF è in vantaggio, Elixia che si difende Elixia, ci provano gli altri, arriva forte Creonte CAF, lo scatto di Creonte CAF che va su Elixia, sul palo Creonte CAF che stampa Elixia, poi Cameliast. 1,15,2, strettissima, ma la prima impressione è per l'affondo esterno da parte di Creonte CAF che è finito forte su Elixia che ha dovuto spendere i massimi per poter passare. Cameliast in open stretch che insiste, andiamola a rivedere, il mio punto di osservazione non è in linea con il palo, arriva Creonte CAF, strettissima, più stretta di quello che sembrava in diretta, tra Creonte CAF che arriva più forte ed Elixia che si difende, poi Cameliast, foto millimetrica tra Creonte CAF e Elixia, ingannevole la mia prospettiva che è prima del traguardo, e quindi foto stretta per l'arrivo tra Creonte CAF ed Elixia, poi al terzo Cameliast.